Siamo con Angelo D'Amico, anima e capitano del Terracina. Dopo lo scivolone in Coppa Italia, una grande partenza. Sì, diciamo scivolone fra virgolette, ancora non eravamo molto in palla, quindi senza perdere una partita diciamo, siamo arrivati ai quarti, avendo perso sia la semifinale che la finale per terzo e quarto posto ai calci di rigore. Però ci ha dato molto fastidio non riuscire ad arrivare almeno in finale per poi giocarci la vittoria della Coppa Italia. Diciamo che abbiamo messo un po' di forza nelle gambe in questi 15-20 giorni e sicuramente è andata abbastanza bene in questi 2 giorni di Terracina. Abbiamo capito che oltre alla forza della squadra, che è una delle più forti, avete campioni, tecnica, grinta, cattiveria in campo, ma anche la gente. C'è una passione beach soccer a Terracina incredibile. Sì, diciamo che c'è sempre stata, anche negli ultimi anni che abbiamo fatto la Coppa Italia oppure nelle varie manifestazioni, tanta gente allo stadio. Questo è uno sport che per Terracina che darà delle belle soddisfazioni in seguito.